Yes, this combination between arts and recycled goods is a really important trend that we have in North Europe. It's not something about here. La riflessione è un'altra. Anthony Giddens, che è un grande studioso inglese del processo di globalizzazione, dice che noi siamo abituati a pensare che i problemi dell'ambiente nascano per troppa industrializzazione e troppo sviluppo. Quindi è importante pensare che questo no, il problema riguarda l'America, il problema riguarda l'Europa, il problema riguarda il Giappone. So we are used to think that the problem of rubbish derive from the highest development. So much more we are developed, more we produce rubbish. Giddens dice invece che i più gravi problemi oggi dell'inquinamento nascono dai paesi sottosviluppati. While Giddens say that the biggest problem in rubbish come from the underdeveloped countries. O in via di industrializzazione. Or in developing countries. Perché la mentalità della salvaguardia dell'ambiente è un processo che nasce dallo sviluppo. Se voi andate in Svezia, se voi andate in Norvegia, se voi andate in Danimarca, trovate in Germania, voi trovate una straordinaria sensibilità per l'ambiente. Sono paesi che sono all'avanguardia, no? E trovate invece problemi molto gravi oggi in Cina, trovate problemi molto gravi in India, no? Si parla oggi, non a caso, di dumping ambientale, di dumping sociale da parte appunto di questi paesi. Vale a dire che là si può produrre senza quelle normative sociali, quelle normative ambientali che invece si sono appunto dei paesi sviluppati. E oggi il problema più grave diventa questo. So basically, it's not true because the fact that the underdeveloped countries produce more rubbish than the developed countries can be explained because the environmental safeguard, the mentality in save the environment is more diffused in developed countries. While in China or in India they are producing a lot of rubbish because they have not the mentality to safeguard the environment. That's why many speak about the social or environmental dumping. That means that they compete with Europe or with countries that are more developed thanks to the fact that they do not respect something like the environmental or the social rights, for example. E così per concludere credo che sia probabilmente appropriato entrare in un'azienda che non solamente si occupa del recupero dei rifiuti, ma perché l'altro aspetto che stiamo scoprendo tutti quanti è che i rifiuti sono una straordinaria risorsa e dobbiamo pensarli come una risorsa, non come un problema. Purtroppo in Italia, in molte parti d'Italia, cominciamo a pensarlo solamente come un problema e non come una risorsa, è una scelta sbagliata. La CIA ha detto che nel 2050 la Cina con questi ritmi di sviluppo consumerà tutto il rame del mondo, tutto il ferro del mondo. Potremmo continuare a puntare le cose in questo modo, no? So the choice to come here in the field that make recycled is particularly important because it gives us the opportunity to rethink rubbish not just a problem but as an opportunity. Also here in Italy because we are having some problem with the fact that we are thinking rubbish just as a problem. So again, it is particularly important to stay here because of that, because of this